Mancini, che un anno e mezzo fa nel Belvedere di Fermo con un pugno uccise Amore. C. di Namdi, Ciao bambina. fuggito dai Amore fondamentalisti islamici di mio. Boko Haram. No. Scimmia africana, Guarda aveva detto Mancini, coccolina. l'altro l'aveva il cazzotto dell'ultraccio, ha passeggiato Buba e di Emanuel, erano ospiti. Come è capitato a Emanuel, può capitare anche a qualsiasi ragazzo. Può capitare ancora. Sì. Perché? Razzismo tutti i giorni si vede anche nella strada, anche in qualsiasi parte. Il razzismo è tanto in questo momento, è tantissimo. Alessandro Fulimeni è il responsabile immigrazione della nuova ricerca agenzia RES, una cooperativa che gestisce a Fermo il sistema di protezione per rifugiati e la cooperativa si occupa di 135 stranieri, tutti ospitati in appartamenti privati che negli ultimi mesi è diventato sempre più difficile trovare. Purtroppo c'è una drammatica continuità